Oh, finalmente trovo un po' di tempo per dedicare un video a Pino Daniele, anzi all'anniversario della morte di Pino, quindi sono passati 10 anni. Beh, chi mi segue sa che per me Pino è tutto, quindi i miei tutorial, insomma, sono seguitissimi, vi ringrazio. Non ho avuto l'onore di conoscere Pino, ma ho conosciuto il figlio, Alessandro, con cui ho fatto un evento e insomma ogni tanto ci scriviamo e quindi è già un grande, una bellissima cosa, un onore per me questa cosa. Beh, lo sono da quando ho 6 anni, quindi ne ho 43. Però volevo parlarvi del genio di Pino Daniele in questo piccolo video. Perché? Perché è un artista che è andato oltre la musica italiana, oltre la melodia, ha aggiunto qualcosa di ritmico, ha fatto un mashup, ha unito più generi, quindi una contaminazione molto grande. Se pensate ai brani, Mi piace blues, piuttosto che Alleria, piuttosto che ne ho segnato un po', Se mi vuoi e se no my way, insomma, Ci sto vicino a te, sei sto qua, ognuno è un genere diverso. Ecco, un po' come Morricone. Morricone ha fatto diversi film, colonne sonore dei film, ma ci sono dei brani, se non sbaglio 5-6 mila, ci sono dei brani bossa nova, poi tutti i brani, vabbè, insomma, i brani dei film western, i classici che sappiamo tutti, per un pugno di dollari. Tutti generi diversi, ma ognuno con un'impronta alla Morricone. Ecco, questo è il genio, quando riesce a fare tante cose, tanti generi, ma con la sua impronta. Ok, con la sua dice, ok, questo è lui, perché te ne accorgi dalla piccola nota, da quell'acciaccatura, dall'abbellimento, da quelle cose, tipo Santana, te ne accorgi che Santana fa sempre più o meno su questo, gioca sempre su quegli accordi e gli assoli sono sempre più o meno quelli, che non è scontato, non dico che sono brutti, però insomma te ne accorgi anche da quelle frasi che fa Mark Knopfler, insomma se tu senti sai che Marco, poi sta roba qui sai che è Mark Knopfler. Pino Daniele te ne accorgi subito dal tocco, dalla melodia che mette, vabbè, lì c'è anche la voce, quindi insomma te ne accorgi dalla voce, però anche se un brano non ha la voce, te ne accorgi. Eh, per esempio, prendiamo brani che secondo me andrebbero studiati in conservatorio. Sono tutti passaggi di chitarra classica fuori dal normale. Se pensiamo che lui ha iniziato da autodidatta, poi ha studiato, penso un po', si è messo a studiare perché insomma, sì, se non sbaglio, si è messo a studiare chitarra classica e quindi cioè, ci sono dei brani che sono studi per chitarra classica, non lo so, vediamo già quando, cioè, insomma, studi quando, e quindi già da qui ti accorgi che c'è della musica classica. Oh, scusatecela, cioè, se era la sesta in re, sto facendo i brani, quindi, allora, qui c'è chitarra classica, questa è pura chitarra classica, ti accorgi, c'è già da queste 3-4 note e c'è. Oppure, che ne so, dubbi o no, quando fai il passaggio. Che poi cantarci è ancora più difficile, perché una cosa è suonare. Forse seguirò il mio cuore, forse l'ho seguito già. In amore non c'è ragione. E poi il ritornello, na 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 na, nessuno. E così via. Sono tutti brani che, insomma, questa è quasi una piccola bossa. Che gli devi dire? Non gli puoi dire niente, cioè sono dei passaggi classici proprio da studiare.
ad esempio a me piace il blues, lì c'è ragazzi, c'è jazz, c'è blues, c'è bossa e la puoi fare in tantissime versioni. Riparti da bossa nova, funky, lì ha messo veramente, infatti in tutte le versioni viene suonato in maniera spesso diversa, cioè, perché quella musica, essendo musica con la M maiuscola, la puoi suonare in qualsiasi genere. E questo è il bello del genere di Pino Daniele, che puoi suonare tutti i brani che vuoi in delle chiavi diverse e non tutti i brani sono scritti per fare questo gioco. E il genere è proprio questa contaminazione. Poi lui, sapete, meglio di me, che magari in un riff bossa nova ci metteva qualcosa di funky, di jazz, tipo Se tu fossi qui, quello è un brano, cioè lì c'è del jazz puro. Che ne so, Alleria. Un altro lento, però è sempre la firma di Pino Daniele. E siamo passati quindi dal funky al lento, alla bossa nova di Dubbi non ho, poi c'è, che ne so, Resta con me. È un altro stile, sei stoccato. Questo potrebbe essere anche cosa sì, swinghettino. Ok, poi c'è ad esempio Ci sto vicino a te. Beh, la mia versione preferita è quella di Sonamo, acaba di dire. La Palazzo delle Caverne. Sono tutti dei passaggi classici, vedete? Sono dei passaggi che uno può studiare, può scrivere sullo spartito, io ne ho scritto tanti, sullo spartito e può studiarlo. Quindi io mi ricordo quando frequentavo il conservatorio, in realtà non frequentavo perché facevo l'esame esterno, però mi esercitavo sui brani classici, quindi che ne so, Fernando Sorca, Rulli, piuttosto che Mozart, insomma, tutti quelli che si portano poi all'ottavo e al decimo. Però studiavo anche questi, perché mi davano più ritmo, mi davano un po' più energia, insomma, mi, mi galvanizzavano molto di più rispetto a un Mozart, perché non ne voglio dire che Pino Daniele è meglio di Mozart, però sono due stili differenti, insomma, lui ha creato questa contaminazione, ha aggiunto anche dei elementi di musica classica, l'abbiamo già detto, ma anche della musica del canto gregoriano, insomma, poi è andata alla scoperta di diverse forme musicali, che ama la musica, poi a un certo punto torna alle radici per capire veramente cosa era successo nella musica. E poi cosa abbiamo così? Potesse essere cioè anche questo. Poi so pazzo. Già dalla storia, insomma, ti accorgi che poi quando piove, insomma, ecco, questo è anche un bellissimo studio perché dalla classica. Di solito quando si inizia, io mi ricordo, non riuscivo a capire, avevo 10 anni, o 3, non mi ricordo, e non riuscivo a capire come riprodurre questo suono, tipo. E chiese a mio padre, che mio padre suona la chitarra, e faccio, papà, ma come fa a fare questa cosa? Io non capivo, però sentivo una cosa strana. E lui mi ha detto, no, fa così. Questo è bellissimo, un abbellimento. Questo è anche uno studio che si può fare, lo puoi fare su più note. Beh, cioè, ascoltando la musica scopri davvero tanta musica, scopri tutta la musica che è stata scritta, quasi tutta. Non so se ha passato mai il periodo elettronico per Daniele. No, qualcosa sì. Quindi
Vedi, qui puoi trovare delle appoggiature, delle acciaccature, puoi trovare insomma tanta roba. Poi, che ne so, qua quando uno inizia a studiare i bassi e la parte melodica. E così via. Insomma, questo video per dirvi che Pino Daniele è stato un genio musicalmente. Come testi, beh, ha scritto delle poesie che veramente da noi in Calabria si dice te veno pulicanino, cioè si alza tutto il pelo, però rimane sempre il genio Pino Daniele. E ancora penso si debba scoprire quello che in realtà è stato Pino Daniele. Fra tanti anni scopriremo tante belle cose, tante cose che ci ha lasciato, perché ci ha lasciato musica veramente per secoli e secoli. E niente ragazzi, era un video giusto per così, per ricordare il pioniere, quello che è stato, quello che ha fatto per noi. Grande Pino.